Eccoci qua, siamo in pole position, ciao a tutti. E come avete visto oggi la giornata è stupenda, perfetta per una bella escursione in montagna. E niente, oggi andrò a mettere queste manacce nella parte più orientale dell'altopiano di Asiago, che andrò a bazzicare così un po' in zona Enego, mai vista Enego prima d'ora. Oggi non ci arriverò direttamente, però mi fermerò un po' prima. La tappa è il rifugio Tombal dove lascerò la macchina, che è 8 km ho letto prima di Enego. E dal rifugio Tombal partirò a piedi attraverso il sentiero 865 Kai. Meta di oggi, Monte Lisser, la montagna più alta appunto dell'altopiano orientale. Panorama stupendo, non ho voluto guardare neanche una foto per non rovinarmi la sorpresa. E niente, ragazzi, parto e accompagnatemi voi perché oggi sarò in solitaria, quindi oggi ho anche un po' di raucedine. Quindi niente, non perdiamo altro tempo, che sarà un'ora e passa di strada in auto. Andiamo. Intanto vi mostro l'armamentario. Qui ho portato gli scarponi per attaccare le ciaspole o nel dubbio, che se non cado li indosserò, i ramponcini, le racchette d'obbligo con le ciaspole o le evenienze dopo sci, però dopo lassù, in base a come vedrò la situazione, deciderò appunto una volta arrivato in loco. Bene ragazzi, appunto allora partiamo. Sensori. Ecco qui, allora poco dopo l'abitato di Stoner, tipo 2-3 km così, sulla sinistra c'è una strada con le indicazioni verso Marcesina, Valmarò. Ho inforcato appunto quella come da itinerario su asiago.it. Si salgono un po' di tornanti, così più su ho visto c'è un rifugio a 1300, adesso mi sfugge il nome. Era già pieno, manco a dirlo. E infatti ho parcheggiato qui lungo la strada su uno spiazzo apposito. E adesso inforco gli scarponi. Quanta neve c'è qua su? Siamo a 1300, ma già a Enego si vedeva tanto la differenza rispetto ad Asiago e Galio. E adesso parto perché è già mezzogiorno. Ah, dimenticavo, sono anche meno 2 gradi, quando giù in conca tra Asiago e Galio erano sui 0, 0,5 così. Bello come posto, non avevo mai visto Enego e questa zona, merita veramente. Oh. Sì, ecco, ho fatto questo breve clip per farvi vedere che ero nel punto giusto prima perché ero già salito, solo che come vedete non c'è posto. Più avanti la strada era sconsigliato, diciamo. Quindi questa quindi è Casara Tombal, che sarebbe il rifugio che vi dicevo prima. E indicazioni per Forte Lisser. Vedete appunto l'indicazione. Un'ora. A vedere il sentiero strabattuto avrei potuto optare anche solo per i ramponi o anche per i dopo sci, però magari più su proverò a fare qualche giro fuori pista perché vedete che ho inforcato le ciaspole e vabbè. Come avete visto l'itinerario di oggi è abbastanza breve perché in un'ora si sviluppa praticamente tutto il percorso dai 1300 fino ai 1600 del forte, quindi 1600 del monte anche. Quindi avrò tempo per usare anche il nuovo oggettino che mi hanno regalato mio fratello e mia sorella per Natale, il DJI Osmo Mobile 6, quindi vedrò, ma magari farò un video a parte. Intanto vi anticipo appunto che ho questo nuovo oggettino, felice di avere il tempo per usarlo e sfoggiare le sue potenzialità col panorama stupendo che si manifesterà in cima.
Guardate che candido questo tratto in ombra dove la neve praticamente non si è ancora sciolta. Guardate che stupendo paesaggio, e più si sale meglio è. Guardate per esempio ancora la neve attaccata agli alberi in verticale, chiaro segno di neve portata dal vento e praticamente non ancora minimamente sciolta. Ecco, qui penso proprio siamo arrivati al termine del bosco. Infatti vedete qua sopra non c'è più un albero, dunque mi viene da pensare che siamo in prossimità del forte ormai. Aggiungo che c'è uno sproposito di neve, guardate questo cippo com'è avvolto proprio dal manto bianco. Veramente non pensavo a tanta neve così, ma qui a Enego penso che sia per il fatto che laggiù c'è la Val Sugana e le correnti umide trovano da sbarramento subito questa montagna come prima, quindi penso che le precipitazioni siano esaltate proprio per un fattore orografico. Molto interessante questa cosa, a cui non avevo mai pensato sinceramente. Qui purtroppo c'è una coppia che sta discutendo. Vabbè, intanto ripropongo il panorama. Veramente incantevole. Qui il sentiero convenzionale continuerebbe, però sono troppo tentato da salire questo pendio e vedere in cima il panorama. Sì, dai, ci provo. Nel mentre la coppia sta tornando indietro, attenzione ragazzi, via. Ciaspoli modalità salita. E su. Mamma mia, si è aperta una schiarita qui, è uscito il sole, fa un caldo incredibile, sono solo con una canotta sotto e maglia termica qui, maglia combo, salita e sole, è veramente una roba simile estiva. Eccomi qua, sono arrivato alla cima del Monte Lisser, qui c'è il parcheggio estivo e qui, cari miei, c'è il forte, adesso andiamo più vicino. Mio Dio, che baluardo incredibile, perfettamente conservato, d'altronde sì l'avevo letto, ma vederlo così, cioè, magari avrà subito qualche ritocco più recente, ma è veramente spettacolare, cioè, senza esagerare. Qui sotto potete vedere la piana di Marcesina, stupendo tutto. Guardate qui l'effetto vento come ha praticamente spazzato la neve da intorno alla casupola qua. Guardate che strato ce n'è. Cioè, ma lo spettacolo verso le montagne feltrine, bellunesi, le Dolomiti pure, mamma, tutto. Cioè, starei un'ora qui a filmare tutto, però ovviamente non è possibile, ma spero che anche tramite video si riesca a percepire sia il mio entusiasmo sia la bellezza del posto. Qui ancora gli alberi tutti innevati, mamma mia. Ragazzi, in questo momento sto godendo come pochi, giuro. Ecco, sono arrivato alla pausa pranzo anche io finalmente. Ho portato un paio di panini qua, tranquilli. E intanto mi godo il panorama e vedrete nel frattempo mi sono rivestito perché fa un bel freddino qua su, soprattutto adesso che è andato via il sole. Quindi adesso mangio
bevo un attimo perché in montagna bisogna anche bere, attenzione, non sottovalutare il rischio di disidratazione, vabbè, non è questo il caso di oggi, però in generale. E adesso intanto, come ho detto, estratto il DJI dallo zaino, ho già messo il telefono e tutto. Adesso ragazzi mangio e dopo vi meritate un po' di video per essere arrivati fino a questo punto del video. Bene, qui il mio lavoro è finito e adesso dopo aver mangiato, bevuto, ammirato il panorama, essermi rilassato, aver fatto un giro nel bivacchino qua dietro che è messo maletto, peccato, e aver ammirato il forte, peccato perché questo antennone rovina parecchio il panorama, però tutto il resto 10 e lode. Adesso riparto perché sono, non riesco a vedere l'orologio, saranno le 3 tipo. E adesso se qualcosa meriterà il lungo percorso vi filmerò, se no più o meno la strada è quella dell'andata, quindi intanto vi saluto e appunto spero che Monte Lisser e Forte Lisser vi sia piaciuto, a me molto. Qui vedete in questo versante, sono ancora bene in alto, qui vedete tutta neve intorno, ci sono delle chiazze con erba esposta e uno potrebbe dire giustamente anche, siccome il pendio è esposto a sud, il sole ai raggi non dico perpendicolari perché è ancora basso, però comunque scalda e la neve sparisce. Poteva starci, però il motivo è che vedete da questa valle durante il peggioramento si sono scatenate raffiche di vento molto forte che ha praticamente spazzato, infatti vedete i segni in questa direzione, spazzato i versanti e nei crinali più esposti la neve è stata spazzata via letteralmente. Ecco ragazzi, un minutino di tempo per spiegarvi questa cosa. Se siete in montagna conviene camminare appunto sul crinale anche perché c'è meno neve rispetto in questo caso ai pendii nell'altro lato dove la neve invece si è accumulata e ce ne sarà molta di più. Eccoci qui, alle 17:20 è finito, ahimè, anche questo itinerario. E per chi è arrivato in fondo, ripeto, spero che il video sia stato bello, insomma, che vi abbia dato qualche spunto, qualche voglia di venire anche voi da queste parti. E qui da poco sopra Stoner e dal rifugio Tombal, che è qua sopra di 2 curve, è tutto. E io vi saluto, scappo, accendo la macchina, sarà bella fredda, poverina. E niente, noi ci vediamo al prossimo giro che non so ancora quale sarà e niente, ci vediamo alla prossima.